Salve, famiglia napoletana. Oggi vi portiamo una notizia direttamente dal cuore del calcio italiano che sta scaldando il mercato e lasciando tutti i tifosi a bocca aperta. Prima di tutto, vi invitiamo a mettere i mi piace a questo video e a condividere queste informazioni con i vostri amici. Andiamo subito al sodo, una notizia bomba dalla Romania. Si vocifera che il nostro amato Napoli stia tenendo d'occhio il prezioso gioiello del Parma, Dennis Mann. Con le sue eccellenti prestazioni in questa stagione, questo giocatore è stato la chiave della corsa del Parma verso l'elite. Sembra che De Laurentiis abbia già l'assegno in mano, pronto a sborsare non meno di 10 milioni di euro per portare questo talento a casa nostra. Tuttavia, l'agente del giocatore, Giovanni Becali, in un'intervista a Fanatic, ha gettato acqua sul fuoco delle speculazioni, sottolineando l'importanza dell'uomo nel progetto di promozione del Parma. Secondo Becali, il Parma non solo vuole, ma ha bisogno del talento di Mann per sfondare in Serie A. Stanno valutando tutte le proposte, ma il progetto di promozione del Parma è molto importante. Si stanno valutando tutte le proposte, ma gli occhi sono puntati sul rinnovo del contratto. Per quanto riguarda la durata del contratto, Becali ha adottato un tono cauto, lasciando intendere che potrebbe variare da 1 a 3 anni, il che darebbe al Parma una dose di sicurezza. Siamo in attesa di maggiori dettagli per procedere con i colloqui, ha dichiarato l'agente del giocatore. La mia preferenza è che rimanga in Italia, ha aggiunto. Ora, cosa ne pensate della possibilità di avere Dennis Mann con la nostra maglia? È il rinforzo di cui abbiamo bisogno per la prossima stagione? Lasciate le vostre opinioni nei commenti qui sotto e analizziamo insieme questo movimento di mercato. Alla prossima, sempre Forza Napoli!